10.000 mi piace io e Sbancatore contro 3 Andrea Lombardo. 2 contro 2. Con Lasciare 10.000 mi piace. Vai, 10k, raga. Faccio tutto per scherzo, ma canzone dell'anno la gente chiama geppata, alcuni fanno zeiano, ma tutti cantano zenana. Questo è l'intro? Sì. Buongiorno a tutti. No, la mia intro qual è? E Wagyu. Ciao. Benvenuti e bentornati su Canale Smeralda, noi siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi torna a grandissima richiesta un cosa ne pensi di Congepada. Minchia, questo è duro, perché voi sapete che io sono sincero. Devi essere sincero al 100%. Non c'è dove c'è Il format te l'ho spiegato. No, ma lo so, lo conosco bene. Ti faccio il nome di alcuni influencer e non solo oggi e tu mi dovrai dire onestamente cosa ne pensi. Va bene. Tra l'altro sui Luna Notte no, sono le 2 di notte e siamo 2 di notte spaccati. stiamo faticando, chi cazzo fatica sempre? Allora Questo è Charlie Boom nel retro, non so se lo metterà o lo taglierà. è ovvio che lo metterò, Perfetto. tutti devono sapere. Tutti Avete devono pure pigiama un nonno, Il sai? pigiama faccio fare io pigiama, un attimo il pigiama. Avete su pigiama un nonno, sai? Pigiama del nonno. Ma dove cazzo è sto pigiama? Proprio No, è mio. Brava la mamma di Charlie Boom, usa un ottimo bucato. Sì, quello tipo con gli orsacchiotti sopra. Ah, ho capito. Quello ammorbidente, capito? Io uso un ammorbidente diverso che vivo da solo con Crispa. No, No, Che è tutto dire. Buon proseguimento. Allora signori, secondo me questa cosa merita una vostra iscrizione al canale, Ah, quindi voglia. arriviamo a 80.000. Dai, fatelo arrivare a 80.000 mio fratello. Eh. Giusto che lavora alle 2 del mattino per voi, Esatto. Io pure, però. Allora, facciamo il primo nome. Oh madonna. Cosa ne pensi di Blur, subito? Minchia, Blur. Allora, Blur, ti dico la verità, io sono uno che dice la verità. Per tutti noi che facciamo questo lavoro, Blur è inarrivabile. Cioè, se uno vuole diventare, vuole lavorare in modo tranquillo, dove prende un botto di soldi e fa in modo tranquillo quello che gli piace fare, deve diventare come Blur. Anche se Blur si fa un culo tanto, lo ringrazio per il creatore praticamente di tutti i miei meme e mi ha dato un boost incredibile, quindi... J buco di culo. Ma sì, ma J-House, buco di culo, cioè, tutte ha fatto palleggio di tutte le cose. E poi è uno che nutre stima nei miei confronti e io amo tantissimo nei suoi perché è il king, è il re e se dovesse mai guardare questo video lo saluto pure. Ok, cosa ne pensi di Gilbert Nano? Gilbert Nana, cosa ne penso? È difficile perché Gilbert Nana trovare dei difetti è difficile. È un bravo ragazzo, bravissimo, con una storia particolare, è un ragazzo di cuore, solo che, ecco, l'unico difetto che ha Gilbert Nana è che rompe il cazzo, se tu lo chiami lo risponde, non so dove chiamare. Quindi quando tipo deve venire al campo, deve arrivare alle 10, sono le 10:30, non si sa dov'è. Devi sperare che arrivi, capito? Cioè magari a Milano, lui abita adesso a Como e sono contento del lavoro che sta facendo, se lo merita, però rispondi a sto caso di telefono, Gilbert Nana. Cioè se ti chiamiamo che sei in giro, rispondi, poi non si capisce dove è mai, quindi Con chi è? con chi è, poi... Attenzione, Attenzione. Allora, cosa ne pensi del Penguin? Minchia, il Penguin, bello il Penguin. Esotico il nome. Il Penguin è l'unico presidente della GOT League che non mi ha mai fatto un'offerta concreta, cioè vera, che mi ha detto, cioè mi ha sempre detto magari quando vuoi vieni a giocare. Allora, ha un percorso particolare, perché ti dico la verità, se io dovessi fare il suo percorso, quindi creare questo personaggio con quel tipo di lavoro, quindi le scommesse, bet, eccetera, secondo me, nel senso, sarei bravo perché io non sarei in grado, cioè io fallirei dopo 2 secondi, quindi bravo perché non è facile, bravissimo perché non so che non è stato facile. Io ho fatto un video con lui, uno dei primi, con ZV e mi aveva raccontato la sua storia, molto toccante e poi bravissimo, cioè mi stai dicendo tutti praticamente bravi ragazzi con il quale alla fine vado d'accordo, cioè sono 3 con cui vado d'accordo alla fine. Se me ne dici uno con cui mi sono picchiato te lo dico, cioè senza problemi. Cosa ne pensi di ZV Jackson? No, perché dici ZV Jackson? Non ho litigato con ZV Jackson. Tutti mi chiedete su Instagram se ho litigato con ZV Jackson. No, non ho litigato. Avete fatto questo nome no perché vi siete picchiati? No, perché ci Ok. siamo staccati lavorativamente parlando. Ecco, vedi? L'avevo già detto in un podcast al quale ero stato ospite. Io e ZV ci siamo staccati lavorativamente parlando per delle scelte che abbiamo fatto. Poi quando siamo in giro ci salutiamo, quando siamo agli eventi insieme ci salutiamo. È un rapporto che, cioè, quando hai un rapporto molto vicino è difficile poi, non so come dire. Staccarti completamente. A Bro. Milano si dice, visto che ci sono tanti napoletani guardando questo video, vi dico, a Milano si dice un beef. Io un beef con ZV ce l'ho, frate. Perché, l'ho sempre detto, perché non sarei manco ospite nel tuo canale se non ci fosse stato ZV, io questo lo so, ne sono riconoscente, sono uno realista, quindi un grande per il lavoro che fa, poi nelle scelte magari che ha fatto insieme a quello che ho fatto io se ne può discutere, però non siamo in litigio, in realtà non siamo in litigio.
Ok, un altro nome esotico ti faccio. Non so perché. Cosa ne pensi di Arbitrino? Arbitrino? Arbitrino è un gran paraculo. Ecco, vedi? È un gran paraculo, ma non detto nella cattiva maniera, ma è un gran paraculo perché io vi ricordo a Udine, questo se dovesse mai guardarlo lo sa, mica un rigore clamoroso contro la Germania, mi ha falciato, veramente impazzito. La Nazionale Creators, io ho detto Arbitrino, che cazzo guardi? Cioè proprio ho detto, ma cosa guardi? E lui mi fa no, ti sei lanciato. Poi dopo successivamente ha ammesso il suo errore. Però devo essere sincero, per essere un arbitro del web fa bene essere paraculo, perché per me giustamente, perché poi io gli arbitri non come persone ma come modalità in cui arbitrano, io non sono un fan sfegatato, diciamo, però anche se poi c'è da dire che senza di loro siamo in mezzo alla strada. Quindi fa bene essere un paraculo e è un bravo ragazzo. È un po' che non lo vedo, è un po' sparito dai radar, non lo vedo più, però so che fa bene il suo lavoro. Non capisco perché ti fa il Borussia Dortmund, devo chiederglielo poi. Forse per i colori, come l'arbitro, Capito, giallo. infatti, giallo, ora ti fa il Borussia, allora ti fa anche lo Young Boys, cioè, che cazzo vuol dire? O il Chievo. Il Chievo no, perché c'è il blu, capito? Cosa ne pensi di lasagna? Lasagna, sono sincero? Devi esserlo. Devo esserlo. Lasagna è bellissima. Lasagna è proprio bella. Io sono realista. Lasagna è una bellissima ragazza, sempre sorridente. L'unica cosa che vorrei da Lasagna è vederla qualche volta un po' più in tiro. Perché secondo me lei cosa dice? Io lavoro in un ambiente di uomini, tutti uomini. È meglio che io faccia vedere la mia bravura a fare il suo lavoro. Ed è molto brava. Sì. Oggettivamente molto brava. Quindi non voglio distrarli con magari un outfit un po' particolare. O magari se mi trucco un po' di più, mi faccio i capelli, perché frate c'è uno che va a fare intervista alla diretta alle 8 oggettivamente è in difficoltà, perché però fa intervista con Diletta, ma come tante belle donne, belle ragazze sei in difficoltà perché hanno tutti sti vestiti. Però in realtà Lasagna secondo me per scalare quello step potrebbe anche usare, perché ormai è un'icona da YouTuber League, da Summer Cup eccetera, ed è molto brava a fare il suo lavoro, veramente molto brava, una delle top. L'ho vista studiare sul treno, studiava a memoria tutte le cose, guardava tutti i video, sapeva tutto a memoria, quindi per me è top lei. L'unica cosa è questa. Cosa ne pensi di Pirla Svu? Pirla Svu, cosa ne penso? Frate, Gnabry fa scassare, cioè te lo faccio singolarmente. Come complesso sono l'icona del nostro lavoro, perché soprattutto sui più piccoli. Io quando vado in giro mi chiedono, ma tu conosci Pirla Svu? Tutti, frate, cioè se li conosco proprio. Per i ragazzini sono degli idoli clamorosi. Gnabry mi fa spaccare, zio Gnabry, cioè proprio bene. Però lui è un'icona. Zio sì, ma frate, ma lui è veramente, è troppo bravo. Ma poi la gente lo vede magari un po' come NPC, come dice Blur, queste robe qua. Però la realtà è che lui, ti giuro, è troppo sveglio. Però cioè io prima ero lì, lui ascolta tutto e vede tutto. Però la gente pensa che sia uno addormentato. Invece tipo prima ero lì. Al contrario. No, ti giuro, vede tutto, ascolta tutto. Quando lui è in silenzio ha una visione a 360 gradi anche di cose che tu pensi che lui non possa arrivare. Cioè tipo la prima ero lì che dicevo, oh porca troia, la password del wifi, zio, la password del wifi. Mi arriva un messaggio su WhatsApp, password del wifi è questa. La Gnabry che era dietro di me. E ho detto, frase, tu sei mio fratello, io ho detto. Sì. Mentre Pierino è molto diverso. Anche lui gran lavoratore, mi ha stupito in Villa Elite, che è stato tutta la notte a editare quel video lì delle 3 piscine con Tacone e Isaac. E lui anche, io mi ricordo quando ho iniziato, quando ho detto sono stato a casa e ho detto ai miei amici, ho i video con Pirla Svu, mi sembrava di aver incontrato Milito, che per me è un idolo, che dicevo, ho fatto i video con Pirla Svu, tanta roba. E poi sono persone del quale ti puoi fidare, molto affidabili, cosa che in questo mondo non è... È scorreggiato, no? È cagare su, non è scorreggiato. Vabbè, dicevo, cosa che in questo mondo è impossibile trovare. Vabbè, se mi dici cosa pensi di Shaleboom ti dico un coglione. Cosa ne pensi di Shaleboom? Mamma mia, un coglione. Allora, Shaleboom la prima cosa che deve fare nella sua vita quando affronta me in campo è chiudere le gambe. Subito Perché proprio. Lo sapevo! è uno degli uomini a cui ho fatto più tunnel da personaggio, quindi da J-Pack. Ma quando? Ti giuro, fra. Ma dove? Io ti ho fatto 3 tunnel. Pensa, abbiamo 3 tunneliste e noi. Io il gotto l'avrò preso. Ne hai preso uno in Gotto e 2 in Summer Cup. In YouTuber League Summer Cup. Tu perché non mi affronti? Summer Cup, io non ci capisco niente. L'anno scorso con lì. No, l'anno scorso non c'è. Allora, aspetta, fammi pensare. Ah, te l'ho fatti 2. Uno YouTuber, però me li ricordo perché tu li soffri, capito? Comunque, di Shaleboom a livello percorso social non dico niente perché tutti i napoletani tipo Fuse Gamer, Shaleboom, lui, Andrea Lombardo, tutti, fra io
io divento matto. Cioè, io vi giuro su mia madre, ve lo giuro, sono sincero. Io se devo guardare dei video di YouTube, guardo Michele Molteni, Ale Della Giusta se il contenuto che mi interessa, tipo che voglio sapere qualcosa, magari che ne Il so. big, che va. praticamente. E poi guardo voi napoletani. Se tu guardi i miei amici più stretti, hai visto che io pubblico tipo Antonio. Io ci sto Spa- negli amici più stretti. tu ci stai? Ma Sì. Venom non lo guardi? Perché non è napoletano. No, beh, non lo guardo. Perché non sono napoletano? No, perché FIFA mi scoccia. Meglio la figa o la FIFA? No, FIFA. Scherzo. Scherzo ovviamente. E zio tipo, cioè per me il video che non hai fatto tu, però il video, alcuni tuoi l'ho visti anche viralizzati, che muoio da ridere. Sono 3 video i miei preferiti nella mia vita, che proprio Andrea Lombardo contro lo sbancatore. Ok, vabbè. No bro, morivo. La sfida delle Ma sfide. bellissimo. Il secondo è Andrea Lombardo che gioca a ping pong, quando fa la schiacciata contro di te. Assurdo! No. Frate ha fatto una schiaccia, non esiste quello. Né in cielo né in terra quella schiaccia di Io ti giuro, io voglio troppo bene. Infatti io ho dato anche il numero, ho detto video chiamami quando vuoi. Ogni tanto video chiamo. E poi il terzo video che impazzisco. In piscina, quanti Fuse Gamer ci sono? Bro. Ah no, c'è anche il quarto, che secondo me è il primo, che veramente io sono stato male, zio. Quello di suo fratello, dove dici fai la classifica, Serie A, su TikTok. Il Como. Come? Che schifo, frate! Quello è il mio No. video preferito. No bro, Il mio video preferito. io ti giuro, io l'ho guardato 20 volte. È un grande, ti giuro, un grande. Quindi di Sciale l'unica roba che voglio dirgli secondo me è che doveva crederci un po' di più a livello calcistico. Però piano piano stiamo tornando. In difesa, però lui secondo me il margine di miglioramento è uno di quelli che ha più margine di miglioramento appunto di tutta la YouTube Italia. Che io quando mi ricordo che l'avevo visto la prima volta dicevo mamma che scarso. Oggi dico è già un rompicoglione, poi lo salto comunque. Però dico è un già rompicoglione, cioè un difensore che dà fastidio, è bravo, capito? Cioè non è come affrontare te, capito? Vabbè, ma che lo sai. Quando hai segnato zio ho soltanto pure io, te lo giuro, ho soltanto pure io, superalla. E tu lui colpa, cioè. Madre di Dio. Senti, a proposito di difensore, la chiamiamo così, visto che tu vieni da quel mondo là, cosa ne pensi di Bastoni? Minchia, bastoni. Allora, Bastoni, cosa ne penso? Dell'Inter, per chi non lo sapesse, perché lui... giocava con me, eravamo amici, eccetera. Siamo, è uno di quelli con cui ho legato più di tutti, dei big nel mondo, ti dico, perché per me è uno dei migliori del mondo. A tradurre davanti. Ma là sto cesso. È uno dei migliori del mondo, Bastoni in difesa. Tutti mi diranno che scioccato, però fidatevi, la tranquillità con cui gioca è quella che lo contraddistingue dal primo giorno che l'ho visto giocare. Cioè, lui non ha pressione di niente, tranquillo, sereno. E poi è un ragazzo veramente tanto responsabile, tanto. Cioè, anche nella vita quotidiana non è uno che sgarra nelle cose, è uno molto diligente. Cioè uno che fa bene il suo lavoro e poi in campo si vede. Poi mi piace tanto quando ha senso di appartenenza alla maglietta, però. Cioè lui è uno come... Non so se paragonarlo a un tuo Di Lorenzo a livello di appartenenza alla maglietta, perché quest'anno Di Lorenzo ha fatto un po' incazzare. Però è tipo un Dries Mertens di quando giocava, cioè uno che si attacca alla maglietta. Ma in realtà tuttora, Quindi, cioè ti dico, è quel giocatore che tu vedi e dici, anche se oggi ha giocato male non lo insulto. Ma vi sentite ancora? Sì, ci sentiamo. Io sento tanto Bellanova. Ce l'avete lui quando la calcio? Mettete tu voi. Va bene, in gel. Mo io mando un video. Vi ha preso vi ha preso Fantacalcio sti due stirati. Vai in diretta. Sono troppi rimasti. Allora bro, Fantacalcio ti ha preso questo qui che è Shale Boom e poi questo Super Allan qui. Ciao Mi fratello. raccomando, crediamo in te su quella fascia. Aspetta, quanto abbiamo speso? 30 crediti. 30 crediti. 500. Su 500, Sei il nostro top difensore. mi Frate, raccomando. vai, mi raccomando. I Guagliù, ciao. Ciao. Incredibile, a Bellanova abbiamo dato i Guagliù, ciao. Sei felice? Eh sì, perché fiero di quel che ho creato. Ve lo giuro ragazzi, sto vedendo. Ragazzi, tanto contenuto in questo Ma quanti video. minuti abbiamo fatto? Non lo so, abbastanza, però io non li ho contati. perché- Sono pochi tagli qua. sono Sì, pochi sì, tagli. il tempo è passato con te. Che bello, sono come una tipa. Sì. Ma tu sei Allora, fidanzato? sì. Saluto la fidanzata, è un bravissimo ragazzo, si comporta benissimo. No, sono Sì. serio, sono serio. Allora ragazzi, se volete un altro video con J Pada, mio fratello, lasciate, quanti mi piace? Allora, io non so che media fai, però 3K mi piace, 5.000 mi piace. Se noi puoi pure un po' di più osare. C'è vada al campo con Napoli Creators. Allora, se volete un altro video con J Pada, con tutto il Napoli Creators, lasciate 10.000 mi Sai piace. cosa facciamo?
10.000 mi piace io e Sbancatore contro 3 Andrea Lombardi. 2 contro 2. Con Lasciare 2 10.000 mi piace. Vai, 10k raga, ce la facciamo. Vai, Anche vai, perché Faz, mazzie nella notte, Pallezzo in sabate, il mio soprannome è il mago del pallone, ci provo con tutte e so che riuscirò, stanotte la metto, signori. Che già fa?